qui Mario Di Donato e faccio l'operatore olistico di mestiere, specializzato nel campo delle energie sottili e delle tecniche praniche energetiche eteriche, ricalibrazione planetaria, di cui sono il fondatore. E oggi vi racconto un po' di esperienze interessanti, bizzarre, perché veramente me ne capitano di tutti i colori. Altro che film, altro che fantasy. Parliamo di intrusioni astrali. Cos'è un'intrusione astrale? Ok? Non c'è nulla di cui aver paura, succede normalmente, solo che quando te ne rendi conto ti può fare strano. Vi racconto quindi due casi, da cui trarremo poi la conclusione. Il primo caso. Casa di un amico, ok? Io non ho mai visto casa sua, mi manda un disegno e mi fa: Manlio, secondo te che cosa può essere? E vedo nel disegno un filo che sale dal basso di una stanza quadrata e si apre tipo a sfera, a fiore, ok? E io, eh? E mi spiega, no, perché questo succede nella stanza dove ho la bambina piccola che è nata da pochi mesi e la trovo che fissa sempre un punto e allora mi sono messo in scansione a sentire se c'era qualcosa nel punto che lei guardava sempre. No, perché aperta parentesi, i bambini quando sono molto piccoli, così come i gatti, vedono l'eterico, lo sentono con tutti i sensi e di conseguenza quando il gatto o il bambino fa così non è che sta guardando un moscerino, sta guardando le forme pensiero, le palle di energia che si muovono nella stanza, di solito create dalla coscienza umana o dalle emozioni o da altro ancora, ok? Ho detto di solito, non nel 100% dei casi. Chiusa parentesi. E quindi è andato in ricerca e ha trovato quello che poi mi ha disegnato. E mi chiede cosa può essere, anche perché giustamente mi fa: Maglio, casa mia è super protetta, super lavorata, super schermata, ci sono le domus pure F Aurea, cioè com'è che fa entrare qualcosa e a perforare le protezioni? Io, ma effettivamente è difficile, molto difficile che possa succedere. Fammi un po' sentire. E allora, insomma, vado anch'io a sentire in percezione eterica, prendi il campo della casa, della stanza, vai di zoom, vai lì su quella cosa, riesco effettivamente a sentire una traccia di volontà, ok, di psiche umana, dico ma qui c'è una persona molto flebile, molto strano, come, però cioè, sembra più la traccia di una persona. Mi viene lì l'intuizione, dico, c'è questa cosa col filo, proviamo a seguire il filo giù e vediamo dove porta. Insomma, scendi, 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 scendi e per un istante arrivo al piano di sotto, vedo una stanza, poltrona verde, un tizio nella poltrona e il filo che partiva da quel tizio. E io, eh? Allora chiedo a questo amico, ma il tuo vicino di casa chi è? Cioè, hai un vicino di casa al piano di sotto innanzitutto? Perché mi sembra che parta da lì il filo. C'è un tizio in poltrona che proietta sta cosa verso l'alto. E lui mi risponde: sì, effettivamente il mio vicino di casa fuma marijuana tutto il tempo. Ah, ecco cos'era! Capite cos'è un'intrusione psichica o intrusione astrale? Cioè, quella persona, attraverso la sostanza che fumava, entrava in uno stato alterato di coscienza. Quelle sostanze spalancano il cuore, ti proiettano su nell'astrale, in celeste, e giustamente casa di questo mio amico è molto pulita etericamente, molto lavorata, ha degli strumenti che fanno un minimo di trattamento eterico a chi ci sta dentro. E di conseguenza sto qui che deve avere chissà che disastri, proiettandosi lì, stava bene. Capite il punto? Infatti gli strumenti non lo fermavano, lo facevano passare perché non, sì, era un parassita, ma non era ostile. Andava lì per stare bene. Puntini, puntini, puntini. La fregatura della marijuana, così come di altre sostanze psicotrope, è che sembra che ti facciano stare bene, ma in realtà disattivano solo i problemi, non li risolvono. Tutto qui. Poi, quando finisce l'effetto, che succede? Che ritorni a fare i conti con tutto quello che la sostanza aveva disattivato, che è ancora lì ed è ancora irrisolto. Ne si parlerà in altra sede. Puntini, puntini, puntini.
Secondo caso, molto simile. Un'amica operatrice con una bella sensibilità mi fa durante una sessione, guarda, dammi anche un'occhiata allo studio, oltre insomma alle cose che avevamo già detto e fatto in sessione, perché c'ho questa sensazione di che c'è qualcosa che non mi torna. Io lì conosco lo studio, apro un'altra parentesi. Quando fai questo tipo di test è importante avere un riscontro oggettivo, una fotografia del luogo da testare o conoscerlo di persona è la cosa migliore. Perché? Perché il rischio, se no, è quello di, anziché testare lo studio fisico o la persona, quello che è, testare la tua idea. Capito il punto? Conoscendo il luogo, io potevo proiettare i miei sensi nel luogo e misurare il luogo. Se no il rischio sarebbe stato quello di percepire non il luogo in quanto tale, ma l'idea che questa persona avrebbe proiettato di quel luogo o l'idea che io mi sono fatto di quel luogo anche senza conoscerlo. È sempre bene avere un riscontro oggettivo, ok? Essere stati nei posti di persona o averne una foto. Bisogna stare coi piedi per terra, tanto più si usano aspetti di forze eteriche, chiusa parentesi. Insomma, proietto i sensi nel luogo conoscendolo, vado in scansione, le dico no, guarda, c'è il tuo studio, cazzarola, c'è un bello studio, è ben lavorato, si sta anche bene, si sente, mi manda pure in polizia, cosa vuoi? Poi mi si accende la lampadina, memore dell'esperienza precedente, anche se le due sono avvenute a distanza di anni, dico, però aspetta, dammi un attimo, e allora voglio andare a sentire non tanto nelle dimensioni dell'etere, nei mondi, ok, invisibili, normali, ma voglio sentire quelli onirici, del sogno. Vediamo cosa trovo se guardo i mondi del sogno, i mondi delle energie del sogno in quel luogo. Lo sto dicendo in modo vago, ok? Approfondirò in altra sede. Zio Billy, e lì proprio boom, una massa di forme pensiero molto, molto dense, molto emozionali, al centro dello studio, nella zona dove io ricordavo esserci il lettino. Questo cos'è? Fammi approfondire. Ma c'è l'impronta di almeno due persone, due, forse tre, tutte giovani, ragazzini. Ma Grat grat. E le faccio, ma hai dei vicini di casa, cioè al piano di sopra ci stanno ragazzini, cioè gente giovane? No, perché il tuo è uno studio bello pulito, magari dormendo, etericamente si proiettano nel mondo astrale, nel mondo onirico, che sono sinonimi. Astrale e onirico sono sinonimi, ragazzi, ok? L'astrale è il mondo dei sogni, ok? Si proiettano nel tuo studio perché li stanno bene, il tuo studio li ripulisce e insomma, li fa stare bene. E poi cosa viene fuori? Che ogni tanto l'allarme dello studio suona e all'inizio si pensava, boh, però non succedeva niente, ok, non c'era nessuno, si pensava, boh, aspetti strani delle energie, e poi invece ci rendiamo conto che con ogni probabilità, perché lei mi fa, ma guarda che davanti allo studio spesso si fermano dei ragazzi, dopo la scuola stanno lì a chiacchierare, e allora sono loro che fanno scattare l'allarme perché al piano terra si siedono e magari toccano con le vetrate, con gli zaini, con la schiena. E allora abbiamo capito che erano loro che si proiettavano nello studio. Anche in questo caso magari ci sta un cannone di mezzo e quindi te viene un attimo. Poi, perché questi ragazzi si trovavano davanti a quello studio? Perché comunque l'energia dello studio si diffonde per qualche metro tutto intorno. Si sente dove stai bene. Non so se vi è mai capitato che negli studi degli operatori tante volte non hai più voglia di andare via, oppure l'esatto opposto, non vedi ora di scappare. Dipende dal grado di lavoro che l'operatore mette nel luogo, nel pulire il luogo, nel renderlo accogliente. Puntini puntini, quindi un'intrusione astrale che cos'è? È questo. L'astrale è il mondo dei sogni, l'onirico, ok? È uno stato di coscienza a cui tutti noi accediamo quando dormiamo, ma anche quando siamo in stati alterati di coscienza. E lì è come se registrassimo delle impronte, è come se lasciassimo delle tracce di tutto ciò che sperimentiamo,
più quello che sperimentiamo è intenso, oppure più lo ripetiamo nel tempo, più lasciamo una traccia. E non ci sono barriere fisiche in astrale. E tu nei sogni puoi andare dovunque, no? Le barriere semmai sono create dalle forze della coscienza umana o da aspetti naturali. Puntini, puntini, puntini. Nel mondo dei sogni, la maggior parte del tempo siamo dentro di noi. Però, però, c'è una piccola finestra, è molto piccola, durante un mese, ok? In cui la coscienza si proietta totalmente al di fuori e lì facciamo incontri, viviamo esperienze, viviamo di fatto un'altra vita, con un'altra coscienza. Le persone definite sensitive, medium, e metteteci tutte le definizioni del picchio che volete, sono semplicemente quelle persone che mantengono un'apertura conscio-inconscio e un collegamento ai sensi eterici di quando eravamo bambini, tale che vedono le dimensioni dell'etere, fra cui l'astrale, che è detto anche onirico, eccetera. Sono definizioni un po' così, passatemelo, ok? Sto semplificando al massimo. Lo ripeto, sto semplificando al massimo. È molto più raffinata la realtà eterica. Esistono infinite dimensioni, strati su strati, dove la coscienza umana sviluppa facoltà differenti. C'è chi li chiama piani di esistenza, chi li chiama dimensioni e così via, da non confondere col concetto di illuminazione. Un giorno raggiungeremo la quinta dimensione e ci risveglieremo. Quello è un altro concetto, usa gli stessi termini ma è un concetto completamente differente. Sovrapposto. Queste dimensioni sono tutte sovrapposte, ci sono quelle che potremmo dire normali, sovrapposte ci sono quelle ad esempio oniriche, ci sono quelle dove tutto viene rimosso, dette occulte, ci sono quelle degli infiniti potenziali e tante altre. Ma sono un riflesso di ciò che ci portiamo dentro, o meglio, ciò che ci troviamo è un riflesso di ciò che ci portiamo dentro, che viene proiettato, e un riflesso di ciò che chi è intorno a noi porta dentro di sé e proietta. Tutto qui, ragazzi. Grazie e alla prossima.